Buongiorno, oggi c'è la riapertura, con che stato d'animo riaprite, che difficoltà anche burocratiche avete avuto e quali sono le aspettative? Buongiorno a tutti, oggi 18 maggio ripartiamo. Siamo qui, abbiamo aperto i nostri negozi in completa, come possiamo dire, sicurezza, quindi il gel per le mani, i guanti, sanificato, partiamo. Siamo carichi, siamo speranzosi, siamo pieni, proprio pieni di voglia di fare e siamo qui per accogliere tutti e dare il massimo a Rianna perché il commercio riparta veramente, però siamo uniti e ce la stiamo mettendo tutta. Buongiorno, oggi si inizia una settimana importante, riaccendiamo le luci dei nostri negozi, siamo contente, emozionate dopo 2 mesi di inattività. Seguiremo le linee guida che ci sono state date. Per noi veramente non è cambiato tantissimo, in quanto già prima adottavamo dei sistemi di sicurezza alla persona. Non ci potrà togliere il sorriso che comunque abbiamo sotto e quindi in bocca al lupo a tutti. Buona giornata. Buongiorno. Lei è la prima cliente, qual è lo stato d'animo di poter ritornare? Un stato d'animo meraviglioso, non vedevo l'ora, perché ognuno ha fatto qualcosa, ha imparato, ma la professionalità, la bravura non è da tutti e non si impara poi, nei lockdown e neanche in quarantena. Io ho coniato un po' un termine, almeno, è un termine sportivo, il famoso surplus. Quei ciclisti, i pistard che si fermano con la bicicletta, che stanno in piedi cercando di non cadere. Ecco, è come se noi adesso fossimo dei pistard e stiamo facendo proprio un surplus in piedi con la bicicletta senza cadere. Quindi bisogna cominciare a pedalare. Secondo me questi 3-4 mesi fino a settembre saranno determinanti e speriamo insomma, che vada tutto bene. Insomma, ecco. Sì, lo Stato adesso ha cercato di darci una mano anche sulle esenzioni fiscali, sugli aiuti fiscali che aiuteranno sicuramente, insomma, speriamo. Allora, l'emozione è tanta perché dopo 2 mesi di aprire è veramente una bella, però c'è la tensione di eseguire tutti il protocollo alla perfezione, finché non prendiamo il ritmo giusto sarà un po' dura, però penso e sono convinto che nel giro di qualche giorno diventerà una normalità. Ansia, come notte prima degli esami, diciamo. Agitazione anche delle mie ragazze, questa notte è stata un po' quasi insonne, la voglia di tornare a lavorare era tanta e finalmente siamo arrivati a questo fatidico giorno. Oggi finalmente, come primo giorno di scuola, torniamo a lavorare, questa è una cosa bellissima. E lo stato d'animo è sicuramente di ricrescita e di rinascita, quindi siamo tutti felicissimi di cominciare. Ovviamente c'è tanta paura, c'è tanta tensione perché non sappiamo cosa ci aspetta e noi abbiamo bisogno di tornare al lavoro che avevamo prima del Covid-19 per riuscire a far fronte a tutti quelli che sono i nostri impegni economici. Io spero che la gente ci premi e venga ad autogratificarsi o comunque riprenda il più possibile la sua vita normale e dopodiché quello che verrà verrà. Terrorizzati da una parte perché non si sa che cosa ci si aspetta, cosa aspettarsi dalle normative, dall'afflusso della gente, da come uscirà la gente, con che stato d'animo soprattutto uscirà la gente dopo questa quarantena. Si spera di ricominciare al più presto con lo solito spirito, con la solita voglia di fare, di metterci in moto proprio per riprendere un attimino il tempo perso. E quello che abbiamo perso ormai l'abbiamo perso, lasciamoci alle spalle tutto quanto e speriamo, incrociamo le dita perché le difficoltà sono state tante, sono ancora tante, perché a oggi appunto non tutto è ben chiaro sulla riapertura, sulle normative, su tutto quanto. La gente ha voglia di normalità.